saluto a tutti voi, ben ritrovati in diretta su Telefriuli. Questo appuntamento con A Voi la Linea. Un ponte unisce Zugliano e Paluzza nel segno e nel nome di Don Pierluigi di Piazza. È stato inaugurato in Carnia un centro di accoglienza intitolato al sacerdote originario di Tualis. Questa esperienza del centro Balducci è stata un'esperienza che ha tratto origine da un'ispirazione del Vangelo su come condividere una struttura abitativa per gli altri. Questa è l'origine del centro Balducci, che poi ha avuto varie fasi e poi si è iniziata questa esperienza dell'accoglienza. Da lì è partita un'attenzione agli immigrati, intuendo che il fenomeno migratorio sarebbe stato lungo, sta ancora avvenendo in questi anni. Certamente la solidarietà fa paura perché chiede una disponibilità e poi chiede un coinvolgimento, poi chiede un accompagnamento. Non è il gesto buono occasionale la solidarietà, è essere solidali, cioè vivere una compassione, che vuol dire patire con, partecipare, immedesimarsi alle condizioni dell'altro e camminare insieme. La solidarietà è questa, ed è una dimensione fondamentale della vita. Senza compassione, senza gratuità, senza solidarietà, credo che l'umanità non può salvarsi. Accogliere l'altro è un'impresa ardua, ma anche con una ricaduta di grande ricchezza umana, culturale e spirituale. L'origine dell'esperienza di Zugliano e poi la solidarietà come dimensione fondamentale della vita. Così raccontava Don Pierluigi di Piazza, le cui parole, registrate, sono risuonate a Paluzza in apertura della cerimonia di inaugurazione del centro di accoglienza realizzato nell'ex Casa dei Giuseppini del Murialdo e intitolato proprio a Don di Piazza, ispiratore e guida, come si legge nella targa. Un ponte collega il centro Balducci, ha detto il presidente Don Paolo Iannaccone, con Paluzza, un legame che si basa su valori e che si esprime anche in simboli. La croce che si trova in questo edificio della Carnia, ha ricordato il fratello di Pierluigi, Vito di Piazza, è fatto dello stesso materiale di quella appoggiata sull'altare della chiesa di Zugliano, un frammento di legno recuperato da uno dei barconi carico di migranti arrivato a Lampedusa. La struttura è stata donata nel 2020 dalla Congregazione dei Giuseppini del Murialdo a Renato Garibaldi. È pronta per ospitare, in 4 piani con camere, servizi, cucina ed ambulatorio, una ventina di persone, che presto potrebbero essere di più. Un rifugio degli ultimi. Prendiamo le cose con ordine. A febbraio, quando ho ospitato le prime 14 famiglie ucraine, non avrei mai immaginato una cosa del genere nell'Europa del 2022. E quindi anche qua prendiamo per ordine. Il progetto è più ambizioso, vogliamo fare anche una sala mensa come la Caritas a Udine qui per il territorio della montagna. Per adesso accoglieremo tutte le persone che ne hanno bisogno, quindi dipendenze, salute mentale, abbandoni, famiglie sole, separazioni traumatiche, qualsiasi cosa che serva a difendere chi non ha difesa. Il nuovo centro è stato benedetto da Don Giordano Cracina. Ha poi preso la parola il sindaco Massimo Mentil, che ha parlato di Paluzza come di una comunità accogliente che include e che non si gira dall'altra parte. Sull'eredità spirituale di Don Pierluigi, che si fa concretezza nel centro di Paluzza e nei valori che lo ispirano, si è soffermato Vito, impegnato a portare avanti il messaggio forte, profondo del fratello. Un percorso che lo ha portato anche a scrivere un libro in uscita a febbraio dal titolo In cammino con i popoli della terra, quello stesso cammino che aveva portato Pierluigi a percorrere in lungo e in largo l'Italia e non solo. Pierluigi ha seminato tanto e in poco tempo i frutti di questi semi stanno crescendo, diventano alberi ricchi di frutti, e questo segno è tangibile, che è uno dei primi grandi frutti ad essere cresciuto, e poi è cresciuto in Carnia, nella nostra terra d'origine. Diciamo che può essere interpretato anche come una costola del centro Balducci.
C'è una struttura che ha 20 posti letto, con altre possibilità di sviluppo perché c'è uno stavolo qui vicino che sarà costruito nel tempo, spero in non tanto tempo, con i fondi disponibili, e quindi la capienza del centro potrebbe anche diventare 35-40 persone. Ecco il messaggio, direi, come Don Tonino Bello ha detto al popolo della pace, al popolo italiano, siccome lui era presidente dei Beati Costruttori di Pace: popolo della pace, alzati e cammina. E così oggi da Paluzza, dal centro Don Pierluigi di Piazza, ispiratore, guida, parte un messaggio: popolo della solidarietà, popolo dell'accoglienza, dell'umanità, del bene, alzati e cammina, percorri tutte le strade della Carnia e tutti i paesi della Carnia, proiettati nel Friuli, in Italia e nel mondo, perché non ci sono punti da circoscrivere, è tutto in dilatazione e quindi ognuno di noi è chiamato a un dovere morale, etico e sociale. Ognuno ha un suo compito, non è da demandare agli altri, e saremo giudicati in questo modo. C'è un libro che è stato edito Garzanti, dove c'è il libro di Vito Mancuso, che lo dedica al giudice Livatino, ucciso dalla mafia, e a mio fratello Don Pierluigi di Piazza. E Livatino diceva: noi non saremo giudicati se siamo credenti, ma saremo giudicati per la nostra credibilità, per cui ognuno di noi ha il compito di essere una persona credibile. Sono ricercati e ambiti come gli idraulici, gli elettricisti e i muratori. Stiamo parlando degli spazzacamino, figura professionale tanto necessaria quanto ormai introvabile. L'emergenza è esplosa in particolare in seguito al caro bollette e alla necessità di mettere in sicurezza stufe, camini, spolette e canne fumarie. Ne abbiamo parlato con Federico Rosso, che è spazzacamino di professione, fino a poco tempo fa rappresentante di Anfus regionale. Siamo con Federico Rosso, uno spazzacamino ex rappresentante Anfus regionale. C'è un'emergenza che si è creata con il caro energia, l'emergenza spazzacamino. È sempre più difficile prenotare, trovare uno spazzacamino per il controllo della stufa, della canna fumaria. Cosa sta succedendo nel vostro settore? In questo periodo sicuramente abbiamo un aumento di lavoro che è dato da una situazione particolare, che è quello del caro bollette riguardante il gas e anche la fornitura eventuale. Anche la legna è stata rincarata di molto. Ovviamente quest'anno ci sono tutte quelle famiglie che prima non utilizzavano i camini, che hanno deciso di utilizzarli per riscaldarsi, e quindi c'è stata una richiesta molto maggiore rispetto agli anni precedenti, e quindi non riusciamo a coprire tutte le richieste che ci vengono attraverso le telefonate, attraverso mail e quant'altro. Purtroppo in regione gli operatori sono pochi e quindi non riescono a sopperire alla richiesta. Quindi adesso attualmente noi stiamo dando appuntamenti a gennaio, febbraio, marzo per poter fare le manutenzioni. Invece riguardo alle installazioni invece siamo addirittura a primavera prossima, per cui adesso siamo impossibilitati a gestire tutta la mole di lavoro che ci viene richiesta. Quanti siete in regione? Ma io credo che in regione un numero esatto non lo conosco, però io direi che siamo intorno a una cinquantina, una sessantina di operatori, fra fumisti e spazzacamini. Non lo conosci perché il vostro settore non è regolamentato, e questo è anche uno dei grandi problemi. È regolamentato per una parte, solo per quello che riguarda i fumisti, cioè quindi i fumisti intesi come installatori, che poi ricoprono a volte anche il ruolo di manutentore, ma il ruolo di manutentore, quindi spazzacamino puro, non c'è un codice Ateco presso la Camera di Commercio che identifica la professione, per cui tante volte ci sono degli operatori che non hanno un riconoscimento ufficiale, non c'è un albo professionale da cui può iscriversi, insomma.
La raccomandazione comunque è sempre quella di fare un controllo ordinario della canna fumaria. Beh, ci sono delle normative vigenti che dicono che la manutenzione della canna fumaria va fatta o ogni 40 quintali di legna bruciata o almeno ogni 2 anni. Ovviamente prioritaria è la funzionalità e la sicurezza, quindi la funzionalità, quindi il tiraggio della canna fumaria regolare per non avere fumo in casa o respirare monossido, e l'altra parte è la possibilità dell'incendio che può scatenarsi con l'utilizzo, quindi la fuliggine che prende fuoco che può danneggiare e la canna fumaria e anche eventualmente se ci sono dei tetti in legno che possono anche andare a fuoco. Molto spesso però si interviene solo in emergenza. Ma ci sono, diciamo, dei clienti che hanno capito che bisogna fare le manutenzioni, anche perché magari hanno avuto dei problemi in passato e quindi hanno creato una sensibilità. Ci sono altri invece che intervengono solo al momento dell'emergenza, appunto quando hanno fumo in casa oppure si scatena il problema, e quindi si arriva sempre dopo, mai prima. Qual è la situazione generale che ne trai delle canne fumarie in un uso in Friuli Venezia Giulia? Beh, la gran parte degli impianti sono fuori norma, perché abbiamo delle canne fumarie che sono fatte prevalentemente in blocchi in cemento, quindi non sono con materiali idonei. C'è tanto da fare per mettere a norma tutti gli impianti, perché chiaramente tanti le utilizzano senza avere la conoscenza di quello che sono le normative vigenti, quindi diciamo che una grossissima percentuale sono fuori norma. Se mancano spazzacamini in regione si può fare qualcosa per formarli? Ma sicuramente siamo sottodimensionati come personale. Per formarli c'è la scuola, che è l'ANFUS, la nostra associazione di categoria, Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini, che però non ha una dislocazione regionale, ma per poter fare i corsi e imparare il mestiere bisogna andare fino a Brescia, dove c'è la sede nazionale. Ovvio però che il problema risulta nel momento in cui, pur facendo questa scuola, non è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, quindi diciamo che alla fine della fiera risulta carta straccia agli effetti legali. Tra poco la seconda parte di A voi la linea. Ben ritrovati in diretta, andiamo a Udine, alla Biblioteca Iopi, dove è stata presentata la digitalizzazione dello stemma Rio del Torso. Ha seguito la presentazione per noi Alexis Sabot, che ce ne parla con l'assessore Cigolotte. Ci troviamo a Udine nella sezione manoscritti della Biblioteca Iopi per una giornata importante. Ce la descrive l'assessore alla cultura, perché è davvero una giornata importante. Sì, è una giornata importante perché grazie all'ascito appunto del conte Antonio Beretta, io ringrazio Francesco Beretta, che è qui suo fratello con le figlie, la dottoressa Fabio e la dottoressa Francesca, possiamo presentare questo intervento che è reso possibile appunto dall'ascito di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio artistico, ma è un patrimonio storico e culturale di straordinaria importanza, realizzato dal conte Enrico del Torso, e quindi facciamo un salto indietro di decine e decine d'anni per scoprire questo patrimonio costituito da centinaia, più di 1000 disegni, tutti fatti a mano, tutti di china, tutti acquerellati, che rappresentano gli stemmi delle famiglie nobiliari del Friuli, e sono tantissime le famiglie, tra l'altro non solo del Friuli ma ci si estende un po' anche nell'area veneta, che possono essere qui studiate attraverso i loro stemmi. Quindi è una cosa secondo me affascinante, che spero possa anche interessare i giovani, quelli che frequentano la nostra Università del Friuli, per degli approfondimenti, per delle indagini, per una valorizzazione di questi percorsi storici. Grazie alla famiglia Beretta, grazie al conte Antonio Beretta. E grazie all'assessore Cigolotte. Proprio quest'ultima cosa che diceva, la ricerca, la valorizzazione appunto di questi aspetti, ci tiene particolarmente la nipote Fabiola Beretta, perché lei l'ha voluto dire oggi. Allora ci teniamo tutti, io in realtà sono laureata in storia dell'arte e ho sempre e lavoro in editoria, per cui fin da subito mi è molto piaciuta l'idea di fare qualche cosa che poi permetta un lavoro critico, poi magari pubblicato online, pubblicato in un libro, o comunque che permetta
di ampliare davvero le conoscenze. Lo zio amava l'araldica, amava il Friuli, amava le genealogie friulane, perché era cresciuto all'interno di una famiglia che ha amato questo, perché è stato nipote di Fabio Beretta, che è stato importante, è stato anche un pittore, abbiamo a casa dei suoi affreschi, eccetera. Quindi l'amore è nato sicuramente molto prima dello zio Antonio, molto prima, quindi abbiamo respirato un po' quest'aria in casa, e se questa desiderio di cultura possiamo espanderlo anche al di fuori della famiglia, ma che piaccia a Udine, piaccia al Friuli, e piaccia, insomma, dobbiamo valorizzarlo perché deve essere un materiale vivo. Siete felici e soddisfatti anche di questa iniziativa del Comune? Ma molto grati alla Biblioteca Ioppi, all'assessore, al sindaco, a tutti voi, perché in realtà così, come lavoro di squadra, si può realizzare qualcosa. Da soli non si può fare niente, quindi il lavoro di squadra premia sempre. Quindi tornate a Milano, perché abitate lì, però con una guida artistica di Udine e Udine nel cuore. Questo l'avevamo vista passando e eravamo interessati proprio ieri mattina. L'abbiamo vista in libreria, abbiamo detto dovremo prenderla. Invece è stata donata oggi dal Comune. È stata donata, quindi è stato un regalo doppio. Ma noi torniamo anche ormai molto spesso in Friuli, e io vedo la mia pensione in Friuli. Ah, quindi l'ha già capito che si vive bene. Si sta bene in Friuli. Si sta molto bene, c'è una gran qualità di vita, e poi abbiamo anche dei figli che insomma, vengono volentieri. Grazie a Fabiola, grazie all'assessore Cigolotti, restituisco la linea allo studio, grazie. Il premio Pordenone Musica è stato assegnato a Cecilia Gobbi, fondatrice dell'associazione intitolata al padre Tito, celebre baritono e regista. È nata per portare avanti la cultura lirica tra i giovani. A metà dicembre al Teatro Verdi sarà protagonista di 3 giornate in suo nome. Presidente Alessio, il premio Pordenone Musica 2022 va a Cecilia Gobbi, insomma una figura sicuramente importante, e oggi la presentazione di questa scelta. Sì, oggi siamo all'8ª ormai edizione del premio Pordenone Musica, un premio che sta lanciando anche l'immagine della città e anche della regione stessa a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Il nome di Cecilia Gobbi è un nome importantissimo nel campo della diffusione culturale della musica lirica, è sicuramente una premiata di eccellenza che sposa benissimo i principi di questo premio, e ci darà modo nei 3 giorni con cui avremo modo di averla qui a Pordenone, il 14 con il sigillo della città, il 15 con il grande concerto e poi il 16 con questo intrattenimento a favore delle scuole, di conoscere meglio non solo lei, non solo la sua attività, ma anche proprio l'opera lirica e la diffusione della cultura musicale proprio a livello giovanile. Cecilia Gobbi riceverà il premio Pordenone Musica, sarà protagonista di 3 giorni qui a Pordenone, insomma l'emozione credo di ricevere questo premio e di essere protagonista qui da noi. Sicuramente è una grandissima emozione e anche un grande onore, è una cosa che mi fa molto piacere, anche perché io sono in qualche modo legata al nord-est della nostra nazione, pur essendo romana, ma insomma mio padre viene da qui ed è un mondo dove ferve la cultura e soprattutto è un mondo estremamente sensibile a tutto quello che è la musica, e quindi è stato anche, diciamo, sulla spinta di questo background territoriale che io mi sono poi impegnata in questa iniziativa in nome e nella memoria di mio padre e mia madre, entrambi, anche mia madre era una pregevole musicista, tutta la mia famiglia erano musicisti, e quindi mio padre si era molto appassionato ai giovani, l'idea di trasferire è una cosa propria di un artista, cioè quando ha raggiunto un grande livello di maturità sente il bisogno di trasferire agli altri tutta quella ricchezza che è riuscito ad avere, e quindi diciamo ho pensato di proseguire la sua opera aiutando i giovani artisti, aiutandoli a crescere, a perfezionarsi, ma soprattutto anche ad avviarsi a una carriera che spesso è faticosa, difficile e richiede tanto impegno e tanti sacrifici. È una persona che merita questo premio, non che non lo meritassero quelli che sono già stati premiati, ma lo merita perché la forza, la volontà, la caparbietà e l'amore del trasferire conoscenze e piacere della musica alle nuove generazioni credo che sia
il top dell'espressione culturale di una persona. La musica in questo caso è prevalentemente musica operistica, non dimentichiamo che bel canto e il melodramma sono due vanti della nostra musica e della nostra cultura, e è molto difficile che, se non sono aiutati, i giovani si approccino a questo tipo di musica. Quindi sono contenta di essere qui stamattina proprio per questa ragione. Al Città Fiera di Martignacco è stato inaugurato uno spazio espositivo dedicato alla fotografia che fa da lancio al primo Photo Contest. Alla Città Fiera di Martignacco oggi l'inaugurazione dello spazio dedicato alla fotografia e anche un contest. Ne parliamo con Roberto Lunazzi Gorizza, amministratore e fondatore del gruppo regionale Nikonisti Friulani. Queste le foto devono essere da traino, mi diceva il contest. Esatto. Cioè sono delle foto che devono servire da traino al concorso per dare un'idea di quello che è il tema. Quindi non solo colore nel senso di colore puro, ma tutto quello che è legato al Friuli, arti, tradizioni, mestieri e tutto quello che ne consegue, insomma. Quindi tradizioni, peculiarità e luoghi, ma in queste foto, immagino scelte da lei, vediamo diversi momenti del Friuli Venezia Giulia, diversi paesaggi. Beh, la scelta è stata fatta in comune con altri membri del gruppo. Abbiamo scelto i paesaggi come prevalenza, dando però sia delle visioni notturne, gran parte di queste foto sono quasi tutte in notturno, sia in pieno giorno, per esaltare appunto quello che sono i colori. Qual è la foto più bella per lei? Non c'è una foto più bella, non c'è una foto più bella perché essendo state scelte tra tante, tutte hanno un qualcosa di suo. Primo Photo Contest Città Fiera, di cosa si tratta? Si tratta di un concorso in collaborazione con l'associazione Nikonisti con cui abbiamo già collaborato parecchie volte, che questa volta però direi ha raggiunto un ottimo livello. Direi che è un ottimo cocktail tra la valorizzazione di una forma d'arte come quella della fotografia, legata però al territorio, nel senso che si chiama Tutti i colori del Friuli Venezia Giulia e quindi tenderà a stimolare i partecipanti a cogliere i più bei momenti e scorci della nostra terra, insieme anche a un'attività didattica. Ci saranno parecchi corsi formativi rivolti alla clientela in generale, per cui diciamo la promozione dell'arte e della fotografia in sé unita a una promozione del territorio Friuli Venezia Giulia. La speranza è che queste foto possano essere utili a far diventare ancora più interessante il nostro Friuli per la gente che vedrà o potrà usare queste foto. Ci fermiamo qui, grazie per aver seguito. A voi la linea, buona giornata.